un manufatturiero, come dire, piuttosto pimpante, ecco, piuttosto pimpante. Ecco, qui veniamo alla trasferta di Efasce in Romania, con anche, vedete, il sottoscritto, la vicepresidente Forte, Luisa Forte di Efasce, e il consigliere Angioletto Tubaro. Ecco qua, vediamo il sito di Efasce, diciamo i segretari, i segretari dei segretariati, diversi segretariati di Efasce in Romania. Vediamo anche, piano piano li riconosceremo anche, Luisa Forte, Angioletto Tubero, Giulio Armanaschi, che è il diciamo più attivo nostro corregionale in Romania, è il motore dei diversi segretariati. Poi c'era anche Gianni Calderone, presidente del Comites, dei comitati degli italiani all'estero di Romania. E poi c'era Cesare Insinsola, del patronato Inas Cisl della Romania. Ecco, qui vedete Giorgio Armanaschi, che diciamo anche senza microfono parla per certi versi. Qui vediamo la presidente invece Luisa Forte, e qui Angioletto Tubaro, consigliere delegato, che ha presentato, Angioletto Tubaro ha presentato il nuovo statuto di Efasce, che prevede la possibilità di un segretario dei segretariati e la votazione quindi di un soggetto intermedio tra Efasce e i segretariati. Al lato invece destro del tavolo trovate Gianni Calderone, un imprenditore, presidente del Comites, quindi dei comitati degli italiani all'estero di Romania. Eccoci qua che iniziamo una relazione, vivere ai confini del conflitto, ecco qua il termine, diciamo, della relazione, dove ho richiamato il sito di Efasce con i compiti istituzionali. Ecco la consegna dei libri prima a Calderone di Comites, delle pubblicazioni di Efasce, e poi al patronato Inas Cisl con il suo presidente Insinsola. Ecco, vediamo altri momenti della conferenza, vediamo alcuni dei partecipanti che rappresentano i comitati. Vedete anche giovani che partecipano a queste riunioni in rappresentanza nei segretariati, di diversi segretariati, anche 300-400 chilometri di distanza da Bucarest. E qui siamo in piazza Uniri, vedete, con la vicepresidente di Efasce, Luisa Forte, e vedete sullo sfondo qui il palazzo di Ceausescu, che ho visitato diversi anni fa nell'ambito di un congresso del Partito Popolare Europeo col presidente Martens, dove ho fatto anche un intervento alla presenza, per esempio, mi ricordo, del parlamentare europeo Buttiglione, che ha apprezzato l'intervento. Ecco, qui vedete, siamo nell'unico momento che abbiamo avuto un'oretta, meno di un'ora, per girare a Bucarest,
qui c'era la partita Belgio, direi Romania, e il centro, la città vecchia di Bucarest, era tappezzata di bandiere e con tanti giovani ecco qui vedete tanti giovani in giro per la città vecchia di Bucarest. Vedete come sia una città moderna per certi versi, con anche una sorta di movida. Ecco qui una mostra che mi aveva attratto, una mostra di Dalì che ha avuto la proroga, vedete, era prorogata al 1° di settembre, perché io sapevo che era già terminata quando sarei arrivato a Bucarest, invece è stata prorogata, è stato aggiunto questa striscia in blu con la proroga a settembre, però non abbiamo fatto in tempo ad andarla a vedere. Questa è una lupa che è stata regalata dall'Italia ai primi del Novecento. Siamo sempre a Bucarest. Qui siamo invece, vedete, nella chiesa cattolica a 2 passi dal centro, da Piazza Uniri, chiesa cattolica italiana. Abbiamo incontrato anche il parroco, e qui siamo all'Ateneu Romeno, e vedete che è un teatro per la musica dei primi della fine dell'Ottocento, della Belle Époque, e vedete come in sostanza, ecco qui abbiamo terminato, in sostanza sia un auditorium della Belle Époque che, diciamo, non ha niente da invidiare a una bella sala della Belle Époque dell'Europa, di Parigi, per esempio. Penso a Parigi, o penso al Palau della Musica Catalana di Barcellona. Bene, grazie, a domenica prossima sul 13 TV.